vuole essere preso, mi ha detto Io ho già perso un posto di lavoro e la moglie e una bambina. Bene. Cioè, male veramente, ma non credo che l'ha perso per questo. Io il giorno 20 maggio mi ha dato via la moglie e la bambina, senza un motivo, senza di niente. Ma non certo per le telecamere. Come facevano a sapere che veniva qua? Va bene. Non si sapeva nemmeno noi c'era il processo. Io non do colpa a nessuno, non mi metto che dà colpa. Senta, come si chiama lei? Galli allora, vedete Norberto. telecamere per cortesia. Come si chiama? Galli Norberto. Dove è nato? A Civitella Vallichiana. Quando? Dove risiede? Il 23/10/47. Legga per cortesia quel foglio che vi viene dato ora. Devo leggere la voce Sì, alta? a voce alta, sì, a voce alta. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ecco. Lei è un test che viene qui per riferire certe circostanze. Mi raccomando, ci dica la verità, ne sa cosa va incontro dicendo il falso o tacendo alcune circostanze che interessano il processo, quindi mi raccomando a lei. Bene, Pumistero. Grazie Prego. Presidente. Signor Galli, può spiegare innanzitutto alla Corte qual è la sua attività lavorativa? Io la mattina faccio il portiere e la sera prima lavoravo al ristorante, però ora ho smesso perché lui è chiuso e vado a fare il cameriere ancora, 2 o 3 giorni a settimana. Senta, negli anni ha sempre fatto questo mestiere? Anche in precedenza? Io da quando sono venuto a Firenze, sono venuto a Firenze e sono arrivato nell'82, ho iniziato qui, potete controllare, c'è il foglio. No, intanto ci basta che ce lo dica lei. No, io sono arrivato il 30 maggio e il 30 aprile dell'82. E ha sempre lavorato come cameriere, cuoco? Ho lavorato io in cucina, come tenore di cucina, prima da Mammagina, poi ho lavorato un po' da Revoa, ho lavorato da Donnini. Senta una cosa. Poi dopo, quando dall'88 ho lavorato la sera alle corti, tutte le sere. Lei negli anni, quando è venuto a Firenze, dove abitava? Quando sono a Firenze io abitavo in una affittacamere in Borgo La Noce, al numero 8. Io dormivo in camera, c'era una camera che era stata lunga, insomma c'era 2 lettini, uno io e un altro ragazzo era di origine egiziana, che appena sono arrivato. Ha mai abitato a San Casciano? A San Casciano ho abitato un anno. Ricorda in che periodo? Dopo che venne il ghiaccio che venne ghiacciato, ho abitato un anno lì a San Casciano io, circa. Dove esattamente? In Borgo Sacchiano numero 80. Come la trovò questa casa, lo ricorda? E questa casa mi sembra che la Gabriella gliele aveva detto indovino che c'era una casa attraverso un'agenzia di San Casciano. Allora, Gabriella Ghiribelli Sì, che lei conosceva Indovino Salvatore da tanti anni, perché lei ha abitato a Prato, era amica del fratello di Indovino Salvatore, uno che lavorava in un'impresa di pulizie, credo. Come si chiamava questo fratello, lo ricorda? Di nome non mi ricordo. Lei ha abitato Sebastiano, a Prato. forse? Sebastiano, sì. Ha abitato a Prato lei diversi anni. Lei quando l'ha conosciuta, la Ghiribelli? Io la Gabriella l'ho conosciuta di marzo dell'83. E siete andati a L'ho abitare conosciuta insieme? verso il 15 di marzo. Siete andati ad abitare insieme? Lei dormiva alla Fiorita in via Coso. Alla Fiorita, come si chiama? Via vicino alla stazione di quella strada. Una pensione? Una pensione. Io l'ho conosciuta una sera lì dentro, in via Guelfa, quel bar si chiamava il Bar Angelo Azzurro, come una roba del genere. Perché c'era un ragazzo napoletano, era il figliolo di quello che vendeva le cravatte, Gaetano, che lavorava con me lì da Mammagina, e lui aveva paura.